No! No, socio! No! Spettacolare! Oh, andiamo a ripulirla subito, socio! Amici follower, Ma soprattutto, amiche, buongiorno, buon sabato, vero socio? esatto, siamo nel solito campo Esatto, quello di Miracoli. e vediamo cosa ci dà. Ma subito perché il tempo stringe, andiamo! Socio, svegliati, è primavera. Primo segnale, Socio, qui c'è un target per terra. Oh, socio. Attenzione, primo target di oggi, un Cosa ci tubetto. Quindi, primo pezzo di me, un tubo di me e proseguiamo. da questa zolla, Allora, su questa zolla, Buca. vedi, c'è questo pezzo che non so se... un tubicino, Sì, ma in... Socio, rame? sì, Eh? probabilmente un tubicino di rame. Sì, prendo lei, E via. Socio, dica, allora oggi ho mezza intenzione intenzione di ha? spazzolare su questo bel terreno Argilloso. argilloso, ma facile da scavare. E ho intenzione di fare un bel pezzettino qua di questo tipo Nel di frattempo terreno sento qua. che non ci sono suoni. No, ma è abbastanza pulito. Abbiamo trovato quei due pezzettini là, però abbastanza pulito. Dopo 2 giorni di cammino, un 22, Sì, ho fatto gli anni, ho compiuto suoi. gli anni già andando avanti qua. e cosa abbiamo trovato bello, qui? cos'è? Guardate amici, c'è qualcosa che sta scappando dietro un ragno, È un ragno. Non lo so, però è un qualcosa che si stava muovendo e velocemente si è nascosto. No, non sembra una lucertola. Che non cos'è? non riesco. Ecco, amici, che Che, strano insetto. che strano insetto. Chissà cosa ci ha portato su. Ecco cosa ci ha portato su, manico di cucchiaino. Primo pezzo, Sì. primo ritrovamento, e con questo pezzo sverginiamo finalmente la Dropbox facciamo la nostra e solita. apriamo il gioco. Apriamo il gioco. Forza amici, vedete subito giocare con noi, vedete i nostri video, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like e commentate perché vi risponderemo a tutti. Bambina, vuoi giocare anche tu? Vuoi giocare? Metti il numero, metti il numero, metti il numero. Prendiamo la Dropbox, ciao, Esatto. Facciamo notte qua, ciao, sì, via. Apriamo la Dropbox. Abbiamo visto la Dropbox? Apriamo la Dropbox, altro giro, un'altra corsa. Sverginiamo che dopo saremo il target, togliamolo, vediamo dove ci vediamo dentro e andiamo dove ci vediamo. No, si può dire. Allora lei faccia beep su quella parolona che ho detto e un altro... Un Però altro tubetto. Qua c'è, c'è. Qua c'è, sì, sì. Meno male che Sì. qualcosa c'è. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Socio, Sì? la mi venghi? Lei mi bazzica in giro per il mondo qua Io le e stavo io sto facendo- trovando il tesoro dei Sinnuti, famosa civiltà, no? sì. Sai, i Sinnuti, Madonna, dopo gli Egizi, Turcheidi, i Sinnuti erano proprio Famosissimi. i Sinnuti. Allora venga che ho un segnale qua. Un segnale forte. Sì, è un segnale forzuto. Non c'è più. C'è più perché è fuori. Di cosa si tratta? Alla luce? Ah, a me sembra una maniglia. Una maniglia di una porta. Ma vecchia? O di un portone di quelli d'acciaio? Allora, è pesante perché è pesante. Ah, di una porta no, penso di no. Porta nel senso porta Però normale. vedi, è piccolina per essere per una porta, potrebbe essere una leva. Io sono convinto che i nostri amici sicuramente ci daranno un indizio. Io la faccio vedere anche di là, vedete? Sì. Vedete amici? Vedete? Secondo voi è una porta... è È pesantino. una porta di una maniglia o è una maniglia di una porta? Perché il cambia. dilemma è, se volete anche voi la nostra maglietta, no, per dire, è un po'... Mi apre la Dropbox e diciamo No, no, sì, non ci sta. vedrà che ci sta sul lato, guardi. Socio, ma perché devo mettere nella Dropbox una roba del genere? Guardi che ci sta dentro. Mi provi Allora- un attimo. Scommettiamo, va bene? Eh. Allora, noi, se vinco io, andiamo da uno dei nostri amici scelti a caso, Ah, CPC, ah, un giorno. un giorno. Se vince lei, Sì. andiamo da un nostro amico, va bene? CPC, 2 giorni. 2 giorni. Va bene? Scelto a caso, verrete estratti. Che culo. Un'estrazione. Che fortunelli che siete, va. Ma io, Allora. Provi. Allora, guardi, questo viene Guardi. messo così in parte. Mi dispiace, ma amici, ma soprattutto, Amici, e con il- questa cosa che ha ragione il mio socio, 2 giorni. verremo, Due. ma che fortuna. Guarda, io ho già in mente un personaggio a estrazione. Sì? Sì. Verremo 2 giorni. 2 Tipo giorni. il 6 e il 7 di giugno, no? Esatto. Verremo 2 giorni vicino Milano, vero socio? Sì. Poi verremo fuori con queste cose qua, vi diremo meglio. A casa tua che ci stai guardando, sì, proprio te, inutile che ti giri dall'altra parte per vedere se c'è Cerchi di scappare via dallo sguardo. 2 giorni CPC gratis per la maniglia perché ci sta. Che fortuna! Sono fortune queste Della cose, sono vita. fortune. E andiamo avanti. Andiamo. Socio, un segnalino qua. Andiamo a vedere se è ancora
sotto o l'abbiamo già tirato in fuori, l'abbiamo già scoperchiato, gli abbiamo già tolto la coperta visto che fa estate, quindi abbiamo già tolto la coperta. Andiamo a vedere dove si tratta, dove si trova. Qui senz'altro. Socio, lo vedi? Socio? È tonda. È tonda, è di colore, una moneta. è una moneta, e lei mi sa che aveva ragione per sverginare la Dropbox, eh? Oh, vedi che ho fatto bene? Oh, esatto. Ah, una cosa molto importante, socio. Ci Sempre. ricordiamo sempre, giusto, mi ero dimenticato. Sì. Chiudere sempre le buche. Chiudere sempre le buche, chiedere sempre il permesso al contadino. Noi ormai abbiamo l'abbonamento, quindi tentiamo, ci timbra. Sì. Ci dice anche come mai non siete venuti questa settimana? Avete saltato la settimana, ma eravamo al contest, non è che possiamo venire sempre. Si preoccupa anche Sto il guardando, contadino. che è una bella monetina questa qui. Sì, si consumerà più la lingua del servo o il culo del contadino? Perché anche questa è una cosa. Andiamo a visitare la monetina, andiamo a vedere. Cambi telecamera, socio. Ecco, carissimo collega, socio, che non anche amico. amico, esatto. Allora, si tratta niente poco di meno che, Come non riconoscere? con la spiga sulla moneta, Esatto, i 5 centesimi spiga. lo giro dall'altra parte, come mi ha insegnato lei, ormai imparato, è Bravissimo, un, capo a 12. è un Vittorio Emanuele terzo, Esatto, malmesso. molto malmesso. Però carino. Vedremo se si legge, no, impossibile leggere l'anno. Secondo me, a questo punto, può aprire già la Dropbox. Io allora direi visto che ci stiamo, mettiamo questo qui, lo mettiamo qui nell'apposita Dropbox Ecco e qui. dopo casomai leviamo il maniglione. Vero? Ok, per liberare un po' di spazio. Eh sì, perché ci sono il cambio di armadi, allora noi cambiamo la Dropbox da inverno, passiamo a estate. E sempre nella stessa buca Sì, c'è un secondo segnale. facciamo finta una buchina un po' più. Non abbiamo passato di tanto la buca, adesso è una cosa però minuscola, socio. Eccola lì. Eccola. Un piombo sembra, un sigillo. Sì, un sigillo di qualche alcolico, vedi? Sì, Sì. eccolo qui. Va. Sì, ed era vicinissimo, socio. Sì. Era vicino. Perché alla hanno buca. pagato, hanno perso la moneta. Sì. Gli hanno bere. cambiato. Hanno bevuto, hanno perso la monetina. È arrivato e gli ha fatto scusi, c'è mica da cambiare 5 centesimi spiga? E gli ho detto certo che gli ricambio, lei è un po' ubriaco, no? Guardi, ho ancora il sigillo qua. Allora gli ha cambiato questi 5 centesimi di spiga. Mi ricordo la storia, no? C'era scritto in tutti i libri di storia delle elementari, ti ricordi, socio? Come no? Hai cambiato, grazie. E sono caduti 5 centesimi di spiga e li abbiamo trovati noi. Semplice, Conciso? non fa una piega. No, mi sa che... No. Ah, era fuori. Pezzo di ferro? No, non è un pezzo di è un ferro. fregio di un mobile, Sì, vero? o un piede. O un piede di un fregio di un mobile, o un No. fregio di un mobile di un piede. No, questo qua potrebbe essere, vedi, vi faccio vedere, può essere un fregio Sì? di un piedistallo, forse di un... Un tavolino? Un tavolino? No, una di tipo sedia? un candelabro. Ma una volta, una soddisfazione che lei mi dia di dire sì, socio, può essere. No, lei ha sempre ragione. No, Guardi che io non faccio più filmati con lei, Guardi, mi dia un attimo una mano? Sì. No, così. Così, esatto. scusi. Vede? Sì. Questa qui viene apposato così, Sì. vedi questo qua ha un piedino, Sì. posava così, probabilmente una base di un candelabro Un potrebbe candelabro, essere. ecco. Quindi Candelabro. non lo mettiamo nella roba perché non Beh, ci sta. diciamo che stiamo trovando oggetti abbastanza volumetrici, ci vuole una Dropbox tipo una 48 ore qua. Lei mi sta forbendo delle Da oggi. lei mi sta forbendo delle cose da oggi, delle parole molto. Quindi lei le mie lezioni che le do di Ma italiano sta imparando, puro sì, sta imparando. sì. Che sapete che sono laureato in italianologia, no? Italianologia. Sì, confermo. Allora, le do a lei, questo Mi qua di- è una posizione diversa della saccoccia Sì. sulla tasca davanti. Avanti, qua, in maniera che Esatto. era Va un. suddiviso in Esatto, comparti. va suddiviso. Indi per cui proseguiamo, perché sennò il tempo Stringe. stringe. E socio, è il Messecapultiti qui, è il Messecapultiti. Si è catapultato? Sono qui. Ecco qua. Vengo, Allora, guardi, qui vengo sotto anche dentro. Vengo Lei dentro si la- immerga dentro la buca. Facciamo vedere che Qui agli abbiamo amici, tirato amici, fuori qualcosina. amici. No! Una fantastica simbolo della pace. È il simbolo della pace. No, sembrava un simbolo della pace. Un volante, socio, Un trattore ha perso il volante. un volante, vede? Questo era un volante. Lei dice, perché Sì. non lo vedo proprio centrico. È centrico? Sì, Era un centrico. volante, è sparito immediatamente. Eccolo qua, lei. Ma guardi che c'è anche tipo un pezzettino qua. C'era. C'era un pezzettino. Cosa sarà mai, socio? Allora, questo è il nostro oggetto misterioso, socio. Oggi questo qui sì. Allora, X-Files, ragazzi. Sì. Allora, se anche voi Sentite già la musica. qui, sentite, avete un
barlume, perché a me Esatto. tutti quanti hanno capito. Esatto, ormai i testi. Sì, sì, un sì. barlume. Oppure avete una Pallida idea? di cosa può essere? Ce lo scrivete come sempre nei commenti, numerosissimi, devo dire, socio, stanno aumentando sempre di più. Grazie di cuore. Noi rispondiamo A tutti. esatto e ci dite cosa potrebbe essere. Cosa potrebbe essere? Per me è un volante di una macchina antica, vecchia, un modellino di una Porsche che si usava negli anni 1945-46, quando i bambini giocavano allegramente nei campi con queste macchinine. E per voi cosa sarà mai? Siamo in linea? Sì, sì, salve. Allora, l'ho tirato fuori, socio. Sì, l'ha tirato fuori. Sì, era dentro, l'ho Sì. tirato fuori. E adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Giuro che l'ho tirato fuori. Ah, ecco, dicevo io. Ah, dove sei imbucato? La la. Oh, Monetina. monetina, socio. Sì. A lei l'onere, anzi l'onore. Tanto io stroppo le buche perché Una sempre. monetina molto fina, Sì, liscia, molto sì. fine e liscia. Lei, mentre mi chiude la buca, Sempre. vado un attimo subito a Dove cambiare va? telecamera. Dove va? Lei Cambio la è telecamera. come Clark Kent in Superman, cambio, mi vero? metto gli occhiali. Si cambia. Va da Clark Kent. È stato difficile perché Sì. è molto fina e molto rovinata. Dopo 2 ore di consulta, vero socio? Secondo Dopo noi, 2 che ore. dopo abbiamo visto che c'è la corona dall'altra parte, dovrebbe essere un Napoleone. Esatto. Adesso Però lo giro sembra un dalla Napoleone parte perché di qua. vedete, esatto, Dalla di qua parte c'è la qua. corona. Esatto. Se riuscite a identificarla, casomai il mio socio metterà quei bellissimi effetti speciali, vero socio? Sì, Per sì, farvi con vedere colori dopo. ultra vivaci. Esatto, per vedere cosa effettivamente era Sì. questa moneta. Devo dire che veramente, se potete vedere, è Sottilissima. sottilissima. Quindi Cioè, diciamo che era un pochino di tempo che era qui sotto. esatto. E noi, siccome lei aveva freddo, si sentiva sola, abbandonata, la prendiamo e la conserviamo con noi, poverina. Qui. Un attimo, Prendiamo tolgo la monetina. la manina. Perché la togliamo? No, ci sta. Ci sta. Ci sta. Qua, appoggio dentro. Esatto. E andiamo avanti. Un 13 potrebbe essere un lamirino, socio. Potrebbe. Ma se non guardiamo, non sappiamo. Sempre che il bello di questo hobby è che potrebbe essere anche una rondella. Questa Sì. qua è una rondella da campo. Esatto. Vedi? Socio, questa è una terra vissuta. E qualcosa ci sarà? Sì. E noi andiamo avanti perché ricercare è il bello di questo hobby, vero socio? Esatto. Il metal detecting è quello il bello. Via, andiamo avanti, socio, non ti fermare, che chi è perso è sperduto nell'isola di White. Allora, ho tirato fuori un segnalibro, socio. Ah, un fil di ferro. L'ha tratto in inganno? Sì, mi ha proprio fatto si può dire un trabocchino? Sì, un Sì. tranello. Un tranello, bravissimo. Mi ha tolto proprio le parole di bocca. Sì. Uguale, mi ha tranellato. Succede, birichino di questo terreno, vero socio? Piccoline, ma ci sono. L'Italia è il paese che amo. Qui ho piantato le mie radici. Allora, è qui. Andiamo piano piano. C'è qualcosa? Aveva ragione. E ha avuto anche fortuna perché l'ha posato il Ho metal posato per il metal. partire. E questa è una monetina o un bottone? Un bottone. Ma MA. Io direi che lei potrebbe anche cambiarmi la telecamera, Sì. ma E tanto lei gli dà una pulita. Dopo un'attenta pulizia, e delle ricerche? sì, vedo il mio collega col telefono in mano, Sì. c'è scritto platted. Allora, sembra un bottone molto vecchio, ok? Da ricerche fatte così. Però noi sguinzagliamo, giusto socio? Sì. I nostri amici, ma soprattutto Amici? che ci seguono e ci indicheranno senz'altro loro con le loro ricerche di cosa può trattarsi. Ecco. Ok, perfetto. Mettiamo via nell'apposita Mettiamo- Dropbox, Se no, leggermente bloccato con l'altra telecamera. perché lei mi sta tirando il cavo Sì, dell'altra infatti. telecamera. Lei Un attimo. mi avvii- Niente, mi deve venire giù, mi deve venire giù lei. Come sempre la fatica la faccio io. Appoggio dentro a questa Appoggio, Dropbox. esatto, appoggio, non è che sta qui a appoggio. Ed eccoci arrivati al consueto angolo dei saluti. E come non dimenticarci dei nostri amici che ci chiedono i saluti. Manuel, che è venuto a trovarci in spiaggia da noi, poi Marcello Cucchiarini, ciao Marcello, un salutone, Manuela Pozza e Taras. Grazie di seguirci, di supportarci e grazie soprattutto di scriverci che volete i saluti, perché noi salutiamo. Tutti. Socio, un segnalino. Ma dai, sarà il solito oggetto misterioso che 2 ore che troviamo solo oggetti misteriosi. Socio, lei mi è profano, un attimo, abbici fiducia in me. No, guardi. No. Oggi vedo che abbiamo trovato tutti oggetti molto strani. Sì, molto strani. Lei ha ragione anche, però questo è un hobby di tanta pazienza, di tanta... Vede? Vede?
Vede qua lei che mi profana? Vede? A me adesso verrebbe nervoso e non faccio più video con lei, ha capito? Perché io sono... Mi guardi, Dica. l'ho lampato, ora lei non ricorderà più niente. Socio, guardi, aveva ragione, era una monetina. Ha visto? Sì, mamma mia, lei proprio devo darle ragione più spesso, Gli ho Una detto bellissima che era monetina. Una Sì. non ci credeva. No, bravissimo Croccio, veramente. Allora, un centesimo del 1822, giriamo bene. così e come potete vedere molto bella. è caduta. È caduta. Un attimo, Lei vede la monetina? Sì, Bella, una bella bellissima, una monetina. bellissima monetina. È un Lombardo Veneto. Esatto, bravissimo. Bellissima, sono veramente contento, veramente. Lei ha proprio, devo dire che lei ha ragione. Quando dice che troviamo sempre monetine e qualche oggettino così, devo dire, do a lei l'onore di... Certo. Cosa farà? Cosa farà questa moneta dentro Apriamo la Dropbox Sì. e posizioniamola dentro. Eccola qui, posizioniamola. Dove c***o vi trova tutti questi eufemismi? Tutti questi aggettivi con sostantivi diversi? Dove me li trova? Chiudere, andare avanti, scavare. Scavare. correre. Vado avanti, padrone. Possiamo notare che con 2 fori istantanei, guarda, proprio Ho impiantato. fatto 2 carotaggi, solo 2 carotaggi, ho trovato il target che suonava. E cosa ci sarà sotto? E adesso vado a vedere. Un attimo, che non posso mica fare tutto io qui. Non è che sto a fare. Ho tirato fuori e fuori. Sono Sotto la sempre foglia, la capra Eccola campa. qui. Cos'è? un pezzo di lei. Un pezzo di me? Un pezzo di lei. Suonava Bel molto pezzo, bene. sì, ma in superficie. Suonava bene, ma è un pezzo di lei. Niente. Vabbè, noi cosa Vabbè, facciamo, socio? mettiamo Noi via. questo lo mettiamo qua e proseguiamo perché sono i target che ci aspettano, ci stanno chiamando. Anzi, vorrei fare un appello ai nostri amici target. Se anche voi ci chiamate dal campo è meglio, così noi non fatichiamo ad andare a cercare, vero socio? Bravo. Andiamo avanti. Sarà Un pezzo di lei. un pezzo di me. Dove sta andando? Vuole che andiamo di là, socio? Vuole saltare il fossato? Le salto il fossato Sì, da sì, qua. sono proprio curioso di vedere come lo salta questo fossato. Socio, io le passo tutti gli arnesi. Guarda, io come un gatto sono Perché- già venuto di qua. Allora, tenga la Perché sei pala, lì, chiudo, il se ping-pong non- glielo do. Sì. Hop. E voilà. E- Ecco a voi, pronto. Vado? Un atleta come lei, un'agilità, Tutto a posto? Mi sento... un'agilità supersonica. Se lei magari mi dà anche una zampetta perché sono un attimo in Ecco difficoltà. Dovetto Murre, vieni qua! Dovetto! Là, socio con Posto? un'agilità mostruosa. Siamo già pronti a spazzolare questo campo. Vi ricordo che non siamo fatti niente. E segnale. Eccomi subito da lei. Non dovrebbe essere tanto profondo. Non dovrebbe. E trovarono la Cina. Socio, Chi? guardi, carotaggio. Con professionalità. Ma il carotaggio. Notare la differenza. Ho fatto, adesso non mi ricordo per quanti anni, ho fatto lo spenneologo. Sì, Sì. pennavi. Toglievo le penne alle galline, ai polli. Però, Da queste parti. sì, Eccola lì. attenzione. 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 Un pezzo di lei. Sì, Un gran pezzo di lei. un gran bel pezzo di me. E proseguiamo. Però un lamirino, È per quello sicuro. Un gran bel pezzo di lamirino. Mi Sa più- quando socio c'è una bella gnocca nel lungomare, no? È un bel pezzo di lamirino. Un bel pezzo. Quindi non è una cosa brutta, ma è un gran bel pezzo di me. E con questa bella perla di saggezza E questa- andiamo avanti. Bravissimo socio. Come on. Socio, c'è un segnale qui, un segnalino che mi è venuto fuori col ponte. Vieni a vedere di cosa si tratta. Allora, adesso la tiriamo. No. No, socio. No. Spettacolare. Oh, andiamo a ripulirla subito, socio. Sono rimasto senza parole. Porca miseria. Aspetta che vado a togliermi anche il guantino. Suonava alluminio. Socio, Sì. adesso la sto un po' bagnando. Vediamo se Ma- da picagnolo. Questa è una medaglia, una votiva. Una votiva, è bella. Perché è molto grande. Sì. Chiediamo l'aiuto anche, tu dirai da casa? Ma no. A lui. È un amico. È lui o non è lui? Ragazzi, allora faremo Un sorteggio un su una sorteggio. ampolla con tutti i nomi. esatto e vedremo chi avrà vinto. Sarà il nome prescelto per lui, vero? Esatto. Faccio un lavoro sporco e quindi devo essere ben retribuito da questi due qua che non mi pagano niente. Uffi. Non è che non ti paghiamo, siamo famosi, sei famoso anche tu. No, se dici che sono famoso anch'io, adesso ti pulisco la macchina. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Sì. Perché siamo 2 giorni dopo. Sì, scusi, è che parla sempre. A sproposito anche. Le scarpette. Cosa fa? Bravissimo. Allora, socio, questa è una votiva, senz'altro una Mamma medaglietta.
Bellissima, guarda che grande, guarda come mi sta nel mio palmo, vedete? Sì, molto grande. Giriamo un attimo, questa si è una vede. votiva, vede? Vede, bellissima, è un po' rovinata, proveremo a ripulirla piano piano, ma è dal materiale, è alluminio, Sì. però ragazzi, È grande, guarda che roba. Abbiamo perso il calibro, per cui non sappiamo la misura esatta, però guardando così con i miei occhi circa 4 cm di diametro. Io però non capisco però sta cosa, Sì. cioè lei mi perde il coso. E in plastica non l'abbiamo trovato. Lei mi perde Sì. e usa a bianco. Cioè, mi spieghi sta cosa? Forse perché, i malani divisi in due. Bravo, Mara. So, Vede che lei. 45. Eccola, Vedi che io esatto. so. Bisogna essere cooperare. Quando si sbaglia insieme, i meriti sono miei. Giusto, ed è quello che pensavo io. Parimocrazia. Mamma mia. Ma non le do più lezioni, socio. L'allievo supera il maestro in queste cose qua. Allora, ecco le qua. do l'onere, socio, Grazie. e c'è il ballo del colpaccione. Questo qua sì. Sì. Fantastica. Però se lei mi consente, io leverei questo. Sì. Mi lo consente? No. Non ci sta. No, ci sta. Ma devo dire, la stavo guardando molto Si bella, rovina, particolare. peccato. Da analizzare bene col microscopio. Sì, dai una bella ripulita, Sì. ma una bella medaglietta. E vado, mi preparo, socio! Si prepari! Sul canale esplode il tifo, i fan scrivono che mito, c'è chi sogna un doppione e noi spariamo un colpaccione. Colpaccione! Socio, un segnale. E fuori dalla Fuori. bocca. Lo sto spostando. Eccolo qua. Ah, monetina. Monetina, socio. No, non mi dica una rondella perché veramente vado a casa. Non è una monetina. Ah, no. Non è una monetina perché c'è la picagno. Ah, un bottone, il primo Esatto. bottone, socio. Sì, Il primo bottone. probabilmente un bottone militare. Sì, perché è liscio Quindi e faccia dietro anche è il- abbastanza. Sì, aspetta che gli diamo una Sì, piccola. sì, Una piccola, proprio sì. leggera, proprio Un attimo. un passaggio come avessi bevuto del caffè, non avessi mangiato, vedi? Sì, militare questo qui, è semplice, di un soldato semplice che non aveva grilli per la testa, che forse è anche tornato a casa, che non ha subito gli incesti della guerra. No, socio, sbaglio? Semplice, un soldato semplice. Facciamo vedere un'altra volta. Non dice parole che Vediamo dall'altra parte. poi quando studi. Mi apre la Dropbox, Sì. lei che borbotta sempre. Sì, Aggiungiamo. ovvio, che cioè, lei non è che. E lo appoggiamo. Allora lei mi era profano prima, no? Ha visto, E invece ha visto, guardi, visto come sta Cose arricchendo. bellissimo, sì, bellissimo, cose strane. Oggi sono contento. È una ricerca un po' particolare oggi, no? Un po' Di strana. tutto. Di Iniziano tutto. anche le mosche a girarci attorno. Sì, ma le girano attorno a lei, so. Chissà perché. Ma lasciano i Ho sottotitoli. lasciato così, gli ho dato lo spunto. Sì, E lascio andiamo avanti. agli amici il parere, perché le mosche andranno dal mio socio e a me no? Perché Collega, di che suono si tratta? è un do, mi, re, sol, molle. Grazie. Prego. Era un 26. Sì, 26. Vedi? Scartavetrare. Con le mie possenti tra di noi. Sì. Eccolo qui. È un piombone. Un mega piombone, ragazzi. È bello però, eh? Bello grande. Si conferma un piombo che è tenerissimo. Forse una pezza di qualche tubo in piombo di una volta. Può essere. E con questo ultimo target, socio, Cosa diciamo? diciamo che Siamo arrivati alla fine di questo video. purtroppo anche questo momento è arrivato, come tutti i momenti. Abbiamo trovato moltissimi target, Belli. molti target molto particolari. Sì, strani, diciamo. Grazie del vostro aiuto che ci darete senz'altro per individuarli. Ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su Sul nostro canale YouTube dan.nick Metal Detector. Iscriveteci e seguiteci in tanti. e un like. Ciao amici! Ciao, ciao.